una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura ci occupiamo delle due bombe carta che sono state sganciate a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano, seminando il panico. La procura ha aperto un fascicolo per il reato di uso di esplosivi. Al momento però non ci sarebbero indagati. Le ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta, signora? Ma certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. Ha paura? Le chiedo solo questo. Grazie. Non se la sente di parlare l'imprenditrice la cui auto è stata bersaglio della prima bomba carta sganciata in via del Rovere. Sono le 16:20 quando due boati ravvicinati fanno letteralmente tremare portoni e finestre nel cuore della zona industriale di Godega. Il primo ordigno esplode su questa Volkswagen T-Roc bianca, ieri parcheggiata all'esterno, oggi dentro i cancelli con dei danni visibili. Lo specchietto divelto, il cristallo in frantumi, per terra i segni di quello che solo distrattamente potrebbe sembrare il residuo di una festa di carnevale. La seconda bomba esplode pochi istanti dopo, qualche metro più in là davanti al portone scorrevole dell'officina meccanica LP Car. La faccia del titolare è quella di chi l'ha scampata per un attimo. Prima un'esplosione, che penso fosse stata fuori, e subito dopo il boato qua vicino che sembrava dentro all'interno del capannone, invece l'era appena fuori qua del portone e basta. E dopodiché siamo andati fuori e fuori era sta nebbia, sto odore da polvere da spara e basta. L'esplosione è talmente forte che solleva persino il lamierato del portone, solo per caso non c'erano persone e operai nei paraggi. Ero là così, ho le 10 metri in linea d'aria non so che è successo, e con il portone aperto. Sì, è stato un boato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando di Conegliano. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere, soprattutto quelle private. Al momento non ci sarebbe nessun testimone diretto. Tutte le ipotesi sono aperte, anche le più inquietanti. Sul momento pensavamo una bravata di qualcuno, basta, altro no. Ma quando abbiamo visto i danni sulla macchina non era una bravata, insomma. Penso fosse più mirato il discorso, ma non so. Due episodi davvero inquietanti, come ha dichiarato la sindaca Paola Guzzo. L'intera comunità è scossa. Fortunatamente nessuno si è fatto male, poteva farsi male qualcuno, quindi veramente ero molto preoccupata. È inquietante perché comunque questi episodi di violenza che sono da condannare sicuramente preoccupano la comunità, tant'è che questa mattina ho voluto personalmente recarmi nelle due aziende per portare comunque la vicinanza dell'amministrazione. Nelle parole del sindaco di Godega c'è la consapevolezza che poteva andare peggio, ma soprattutto che ci si trovi di fronte a qualcosa di più che a una semplice ragazzata, un'intimidazione in piena regola di che natura è ancora da decifrare, e mentre i carabinieri stanno indagando si guarda le modalità del gesto in pieno giorno, in piena zona industriale. A memoria mia non ricordo episodi di questo genere, quindi sicuramente a maggior ragione la preoccupazione c'è stata. Spero vivamente che questi episodi non si ripetano più per il futuro. Stupore e preoccupazione condivise anche dai cittadini di Godega e dintorni. Una delle prime volte che si sente una cosa del genere, diciamo che può essere che sia un caso sporadico, quello sicuramente, però non è da sottovalutare. Sul nostro territorio succede molto raramente, un segnale da valutare secondo me. Costernato da questa cosa. Non ho la minima idea di quello che può essere il motivo. Diciamo che ti riporta a notizie che senti che arrivano da altre parti, non tipiche di queste zone qua. E quindi ti dà un po' di preoccupazione perché pensi sempre che certe cose non ti riguardino, sono parte di altre realtà. E tanta paura per tutt'altri motivi nel Bellunese, perché questa mattina a Canale d'Agordo, spazzato da un fortissimo vento di Föhn, un albergo totalmente scoperchiato, due case a pochi passi dal centro del paese, l'hotel danneggiato, il Valgares. L'effetto rotore del vento si è infilato sotto le falde del tetto, che è stato sollevato finendo a monte della struttura. Ingenti danni, l'intervento dei vigili del fuoco di Agordo con i volontari
di Selva di Cadore si è protratto sino al tardo pomeriggio. Poche centinaia di metri più avanti a subire le stesse conseguenze sono state 2 abitazioni che si affacciano sulla stessa via. A Falcade il vento ha scoperchiato un tabià in vicolo Froi e a Sospirolo le violente raffiche di vento hanno sollevato il cupolino della palestra finito sul tetto della scuola, devastandolo. Robert Thierry, meteorologo dell'ARPAV di Arabba, riferisce che si è trattato di una coda della tempesta Kira che dopo aver colpito l'Europa occidentale ha attraversato le Alpi. Forte vento che si è rovesciato anche nelle valli bellunesi e che fortunatamente pare sia in fase di esaurimento. E adesso restiamo nel bellunese, ci occupiamo dell'ennesima predazione di un branco di lupi. Non sono ancora state trovate le carcasse di almeno una decina di pecore e di un asino che la notte dello scorso 29 gennaio sono fuggite dall'assalto di un branco di lupi che ha tentato di predare i capi custoditi nel recinto dell'azienda agricola di Franco Pianon in Alpago, fra Tambra e Chies. L'allevatore, conosciutissimo per la sua attività di allevamento della pecora dell'Alpago, Presidio Slow Food, riferisce che ad agire sono stati almeno 4 lupi distintamente visti dai suoi collaboratori che svolgono l'attività di pastori. Non ci fossero stati loro, dice Pianon, pure i miei 10 maremmani non avrebbero avuto scampo. In Alpago è caccia alle carcasse dei capi fuggiti dall'azienda Pianon. La conta servirà ad avviare le pratiche di indennizzo che si aggiungeranno alle centinaia di richieste al vaglio della Direzione Regionale Agroambiente. Contrariamente a quanto avevamo riferito nel TG delle 12.30, non ci sarebbe stato alcun sopralluogo dei tecnici regionali dell'azienda di Franco Pianon, ma un contatto telefonico fra l'allevatore e la referente della speciale sezione creata in regione dopo l'adesione al progetto europeo Wolf Alps. Nell'ultima settimana, nella stessa zona sono sparite 10 pecore da un allevamento di Chies d'Alpago, un pastore biellese è stato azzannato ed è morto a Canè di Limana e una cavalla è stata gravemente ferita nella fattoria didattica Visome alle porte di Belluno. La notizia dell'attacco ai capi dell'azienda Pianon si è però diffusa con un grave ritardo e c'è chi si domanda come mai le autorità preposte abbiano silenziato l'episodio che da qualsiasi parte lo si guardi contribuisce a tenere alta l'attenzione fra allevatori e agricoltori bellunesi. Di danni causati alla fauna selvatica si è parlato anche durante il tavolo verde che si è riunito ieri sera a Cesio Maggiore. Le ultime stime degli uffici provinciali dicono che la popolazione di ungulati, cinghiali esclusi, si aggira fra i 33 e i 35 mila capi e le domande di risarcimento da parte degli agricoltori si moltiplicano. Nel 2019 sono state registrate 135 denunce, di cui 98 da aziende agricole e 37 da privati, per un ammontare complessivo di oltre 220.000 euro di danni. E andiamo a Vicenza con una violentissima aggressione all'interno del carcere San Pio X. Violenza in carcere. Al San Pio X di Vicenza, un detenuto africano del Mali prende a calci e pugni 2 agenti di polizia penitenziaria. Il caso finisce in Parlamento. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia, presenta un'interrogazione ed esprime solidarietà e vicinanza agli agenti vittime dell'aggressione, la cui colpa sarebbe stata quella di intervenire a difesa di altri detenuti attaccati dall'immigrato. È proprio evidente che il sistema penitenziario nel regime aperto non funziona e ancora di più chi trarre le spese è il corpo della polizia penitenziaria. Insomma, non si può più aspettare, bisogna assumere ogni iniziativa utile a salvaguardare chi lavora negli istituti detentivi. Per questo il sindacato chiede una volta per tutte dei taser che gli agenti di polizia penitenziaria possano usare per difendersi. Noi riteniamo che oggi più che mai, come accade in tutti gli istituti d'Italia, sia indispensabile che si debba pensare a un decreto legge dove fornire la polizia penitenziaria dei taser affinché si possa intervenire in situazioni di criticità e salvaguardare l'incolumità della polizia penitenziaria. Qualche minuto di pausa, poi rientriamo in studio e ci occupiamo di un progetto per salvare Piazza San Marco a Venezia dall'acqua alta. Tra poco. Eccoci in studio Focus TG, andiamo subito a Venezia e ci occupiamo di un progetto che è stato studiato per salvare Piazza San Marco dall'acqua alta senza attivare il Mose. 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. Con il Mose in drittura d'arrivo, il Consorzio Venezia Nuova ha commissionato un piano di messa in sicurezza della zona più bassa e fragile di Venezia.
Gli interventi si articoleranno in una serie di opere specifiche, tra cui la sostituzione dell'attuale molo frangiflutti, la posa di piccole paratie rimovibili in acciaio e legno, alte 40 cm, lungo la riva più esposta di San Marco, la pulitura, il restauro e la parziale impermeabilizzazione dei cunicoli. Nel momento stesso in cui il Mose va in funzione a 1,10 m, Venezia è al riparo da quella quota in su. Ma la piazza, essendo il punto più basso della città, si allaga prima di 1,10 m. Quindi noi, il progetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto proprio per metterla in salvaguardia dal 1,10 m in giù. Ora il progetto dovrà passare al vaglio dei vari enti preposti, tra cui il Provveditorato alle opere pubbliche e la Sovrintendenza, dopodiché si potrà dare il via ai cantieri. Noi riusciremo, in base al progetto, a quantomeno in modalità provvisoria a far funzionare gli impianti per evitare l'allagamento della piazza dopo dall'inizio lavori circa 2 anni e mezzo. Il cantiere prevede 2 basi, una a fianco del campanile di San Marco, l'altra su un pontone di fronte al pontile del Provveditorato, e sarà organizzato in modo da limitare i disagi. La calendarizzazione di questi microcantieri, tra l'altro, dovrà essere per forza di cose concordata con tutti i soggetti interessati, e quindi Provveditorato, Sovrintendenza, amministrazione comunale, esercenti di Piazza San Marco, proprio perché deve essere, come dire, l'impatto deve essere il meno invasivo e il meno e deve recare il meno disturbo possibile. Allarme coronavirus, mentre sale il numero dei contagiati e delle vittime, il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi ha dichiarato che ad aprile dovremmo essere liberi dall'emergenza, ma sentiamolo. Possiamo citare aprile come un mese dove dovremmo essere liberi da influenza e liberi anche da coronavirus. Secondo il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, il mese di aprile potrebbe essere quello di una svolta per l'epidemia da coronavirus, mentre sale ad oltre 1.000 il numero delle vittime e a più di 43.000 quello dei contagiati in tutto il mondo. La Regione Veneto intanto ha ricevuto l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, relativa agli studenti di rientro dalle aree a rischio contagio, perché siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, ovvero che si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio. Si stanno dunque adottando tutti i mezzi per arginare l'emergenza. Anche a Treviso la rete creata riesce a dare risposte ai cittadini, spiega Benazzi, che rassicura nella Marca la situazione tranquilla. I casi che abbiamo sono risultati tutti negativi, all'oggi non abbiamo casi. Nel frattempo, oltre all'emergenza sanitaria, il coronavirus sta creando gravi ripercussioni dal punto di vista economico e turistico. Il governatore del Veneto, Zaia, alla BIT di Milano, ha parlato di cataclisma e si fa una prima stima delle ricadute in termini di presenze di cittadini cinesi nella nostra regione. Si stima in Veneto 1 milione di presenze in meno. 1 milione possono sembrare tante, ricordo però che la Regione Veneto fa 70 milioni di presenze all'anno. A questo 1 milione di cinesi si aggiungono anche mancate presenze di altri mercati, che per questa, diciamo, psicosi da viaggio, paura del coronavirus, e quindi potremo stimare circa 3 milioni di presenze in meno. Difficile al momento però quantificare le ripercussioni anche dal punto di vista economico di questo calo di presenze turistiche legate al coronavirus. Abbiamo visto però qualche valutazione che parla dello stesso PIL della Cina, da +6 che l'ultimo anno ha registrato di crescita, già si parla di un +3,5-4%, cioè una perdita del 2%. Non è una cosa da poco, e questo evidentemente significa meno soldi per i cittadini cinesi per muoversi, e poi c'è l'aspetto sanitario, per cui l'isolamento che sta subendo la Cina lo pagheremo in parte anche noi. Adesso siamo alla pagina politica. Matteo Salvini a Padova per lanciare la corsa di Zaia alle regionali. Il Veneto è un'eccellenza da tantissimi punti di vista, i veneti sono gente concreta, sceglieranno con la testa, col cuore, in base a quello che Zaia e la Lega hanno fatto per loro in questi anni, e quindi
sarò più presente in altre regioni dove ci sarà più bisogno. Non serve la campagna elettorale, Zaia ha già vinto. Matteo Salvini, incontrando il popolo leghista veneto, dà per scontata non solo la candidatura di Zaia, governatore veneto, ma anche la sua rielezione. Sono al lavoro per un centrodestra unito, anche se in questa regione la Lega ha tutti i numeri per far bene anche da sola, spiega Salvini, che nel salotto allestito per l'occasione al Teatro Geox di Padova è seduto a fianco al campione di sci Cristian Ghedina. Ghedina avrà i mondiali 2021, le Olimpiadi 2026 e poi Cristian Ghedina che resta lì. Una tappa veneta che potrebbe essere l'unica, visto che il leader del Carroccio ha annunciato che sarà presente nelle regioni dove c'è più bisogno. Salvini non bada molto alle sardine radunate al Portello, ma sul candidato del centro-sinistra veneto non ha dubbi. Possono candidare con tutto il rispetto anche la Befana o Mago Merlino, ma penso che avrà poche speranze di passare in Veneto, perché ripeto, dalla sanità, in cui in Veneto è il primo in Italia, i numeri sul turismo, sulla disoccupazione. La cosa che mi rende orgoglioso è che è l'unica grande regione che non applica la tassa regionale, il super ticket regionale, quindi queste sono scelte che pagano. La consueta ondata di selfie dopo il dibattito non ferma però anche una riflessione sull'autonomia. Sull'autonomia è passato un anno perso, perché per colpa dei 5 Stelle non si è arrivati a una definizione, il PD ovviamente neanche ci pensa. Il fatto positivo è che tante altre regioni italiane si sono accorte che introdurre criteri moderni, concreti, efficienti, i principi del merito e della responsabilità fa bene a tutto il paese, da nord a sud, e quindi torneremo al governo con una squadra più compatta e più coesa rispetto all'esperienza precedente, e l'autonomia farà bene non solo al Veneto e alla Lombardia ma a tutta Italia. Abbiamo appena sentito dal servizio di Valentina Visentin, che proprio in contemporanea, mentre Salvini si trovava in un teatro Geox strapieno, tantissima la gente che ha partecipato invece al Portello alla manifestazione delle sardine. Perché dobbiamo in tanti dire no a tutto quello che Salvini dice, che non ci rappresenta. A me piacciono proprio le idee delle sardine, quindi questo essere contro le discriminazioni, questa pulizia di fondo di cui secondo me c'è proprio tanto bisogno. Non saranno state le 7.000 in Piazza delle Erbe del 1° di dicembre, ma di sicuro erano migliaia anche questa volta, circa 2.000 per gli organizzatori, almeno 1.000 in più. Le sardine padovane hanno sfidato il freddo e si sono trovate al Portello, storico luogo di acque della città, per lanciare la loro sfida a Matteo Salvini, che dall'altra parte di Padova era impegnato a sostenere il governatore uscente Luca Zaia. Hai sbagliato citofono, Salvini non sei benvenuto, è l'ormai classico slogan: Padova non si lega, il Portello si anima di grandi sardine colorate. Ci accostiamo a un linguaggio di accoglienza, di pacifismo, democrazia, quindi non soltanto noi contrastiamo l'odio della destra e della Lega in particolare, ma diamo un'alternativa. Sul palco si alternano giovani attivisti, musicisti, attori, cultura e bellezza come uniche armi contro la politica dell'odio, scandiscono più volte gli organizzatori. Prende la parola anche Andrea Penacchi, attore che porta in scena il suo personaggio, il Poiana, un cittadino deluso dai suoi rappresentanti politici di destra. Io venire a insegnarmi in Parlamento, anzi no, me candido mi. E così va in Parlamento il Poiana, la peste sulle 2 famiglie. Una piazza variegata, certo il Veneto non è l'Emilia Romagna, ma il messaggio che si vuole lanciare alla Lega è chiaro. Diciamo che vogliamo far vedere che anche noi abbiamo le nostre idee. Penso che sia un movimento positivo di risveglio delle coscienze. Tanti anche gli esponenti politici che si sono mescolati alle sardine, le assessore civiche Nalin, Gallani e Benciolini, il segretario provinciale del PD Ivis e Margherita Colonnello, consigliera comunale democratica. A metà della manifestazione arriva anche Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, in pole position come possibile candidato di centrosinistra alle regionali in contrapposizione a Zaia. Anche lui benedice la piazza. E qua Zaia dall'altra parte è un po' un messaggio di sfida. Ma no, non c'è una sfida, è chiaro che sono 2 modi diversi di intendere la partecipazione, di intendere l'amministrazione, la vita delle città e dei territori.
E anche il PD si sta preparando alle prossime regionali. Venerdì dovrebbe uscire il nome del candidato che sfiderà Zaia. Entro questa settimana bisogna assolutamente determinarsi. Sono state fatte tutta una serie di discussioni, penso che abbiamo ascoltato l'inascoltabile, adesso è il momento di decidere con che uomo o che donna farci rappresentare. Insomma, venerdì San Valentino si deve decidere. Chissà che la festa degli innamorati non metta tutti d'accordo e renda più dolce e distesa la direzione del Partito Democratico convocato per scegliere definitivamente che strada intraprendere per le regionali. Il 14 febbraio, dunque, i democratici veneti cercheranno l'intesa. Sarà il nome del civico Arturo Lorenzoni a riunire il centro-sinistra o l'orgoglio del partito tirerà fuori dal cilindro un altro nome? Ormai è escluso che sia il vicentino Giacomo Possamai che si è già tirato indietro, più insistenti le voci su Stefano Fracasso. Le correnti all'interno del partito si fanno sentire e a queste si aggiunge anche Italia Viva che prova a dire la sua. L'incertezza è solo sul nome e non sul programma. Tutti assieme dentro il Partito Democratico dobbiamo trovare una sintesi. Ci sono varie anime, varie proposte messe in campo. La cosa principale che emerge dalla piazza delle Sardine di ieri sera, da quelle precedenti, dai movimenti, dai partiti, da tutto il centro-sinistra, io lo rivendico da tempo, è che dovremo stare tutti assieme. Non mi pare che ci siano le condizioni perché qualcun altro, come dire, vuole un po' distinguersi, contarsi. Non serve, non fa il bene di una proposta alternativa al governatore uscente. Il segretario Dem, che lunedì sera ha partecipato al raduno delle Sardine a Padova, risponde anche a Salvini, che dà per scontata la vittoria di Luca Zaia in Veneto. Bisognerebbe chiederlo ai cittadini che magari vanno al pronto soccorso e si vedono fare aspettare settimane per un esame, o chiedere a qualcuno come mai non c'è un biglietto unico in Veneto dei trasporti pubblici. Io penso che ci sia un'onda lunga nuova che parla un Veneto diverso e che qui noi dobbiamo sapere interpretare. Qualche minuto di pausa, poi rientriamo e ci occupiamo di giustizia a domicilio per le fasce più fragili della popolazione. E rieccoci in diretta, adesso parliamo di giustizia. È stato firmato un protocollo tra il Tribunale di Vicenza, la provincia e il comune di Roana. Si parla di una serie di iniziative, tra cui la videoconferenza, per andare a tutelare tutto quello che riguarda l'amministrazione di sostegno. Ma sentiamo. La giustizia a domicilio del cittadino fragile arriva anche a Roana sull'altopiano. Tutte quelle pratiche amministrative di sostegno relative a soggetti anziani, malati, con disabilità, fragili appunto, che prevedono che il giudice li veda di persona per poter valutare, ora si possono fare anche a Roana senza venire in tribunale a Vicenza, in videoconferenza. Questa nuova possibilità di non dover scendere dall'altopiano per sottoporsi a un'udienza e quindi avere l'udienza, la giustizia che arriva a casa del cittadino, penso sia una conquista importante. Sono quasi 14 i comuni del Vicentino che hanno aderito a questa iniziativa, a questo modo di lavorare e ormai abbiamo raggiunto oltre 1000 procedure trattate con questo sistema. Ma come funzionerà? Un addetto del comune si recherà con tanto di computer e chiavetta a casa della persona, accederà alla piattaforma ministeriale avviando il collegamento in videoconferenza. Noi abbiamo individuato anche una figura che seguirà un corso di formazione appunto di un monte ore abbastanza importante, proprio per essere in grado innanzitutto di presentarsi all'utente che necessita appunto di fiducia e di assistenza. Una quindicina le persone nel territorio che usufruiscono dell'amministrazione di sostegno, ma all'anno ci sono generalmente dai 2 ai 3 nuovi casi. Il sistema, già operativo in diversi comuni della provincia, da Bassano a Chiampo, da Valdagno ad Arcugnano, per citarne alcuni, ha consentito anche un importante risparmio in termini di chilometri, carburanti e anidride carbonica emessa. Prossimo passo, l'apertura a Roana di uno sportello di prossimità come quelli di Tiene e Bassano. E a proposito di giustizia, manette ai polsi dell'ex consigliere comunale Mattia Donadelli, ieri sera in consiglio comunale a Mira. Siamo nel veneziano, toni decisamente caldi per il nuovo inceneritore di Fusine. Dottor Donadelli, la richiamo. No, ma non va bene così. Allora, fuori
fuori. No, perché io ho visto aggredire i carabinieri e la polizia di Stato, capogruppo Pesce, e io questo non lo accetto. Manette ai polsi dell'attivista Mattia Donadelle nel corso del Consiglio Comunale di Mira delle scorse ore. Ritengo di non aver fatto nulla di che, se non una leggera intemperanza contro il comandante dei vigili, al quale ho chiesto comunque pubblicamente scusa. L'ex consigliere doppiamente amareggiato, presenti alla scena pure i suoi anziani genitori. Ho cercato di calmare loro e così tanti altri attivisti. Io ero alla fine il più tranquillo di tutti, perché non è che avessi timore, sapevo che la situazione era sotto controllo. E il sindaco e l'assessore all'ambiente poi sono intervenuti quando mi hanno allontanato e hanno cercato di sedare un po' la situazione. Però resta il fatto che, insomma, che l'amministrazione, in primis il Presidente del Consiglio Comunale, avrebbero dovuto gestire le cose diversamente. Ad accendere, è il caso di dire gli animi, il nuovo inceneritore di Fusina, contestato dall'attivista veneziano per i suoi effetti a cascata sulla popolazione, dice. Chiaramente gli impatti di impianti di questo tipo sono molto ampi. Il raggio, se parliamo solo dei fumi, di un raggio di almeno 25 chilometri, tutto intorno nel territorio, quindi tutta l'area di Mestre, Marghera, il territorio metropolitano, insomma la Riviera, il Milanese, Mogliano, Marcon, quindi è molto importante. E questo è il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata, arrivederci.